La potenza della deflagrazione si vede in queste immagini: gli infissi divelti, il soffitto danneggiato, il disordine generale. Sono le 2 di notte quando nei locali del Gris in via Torni entra in azione un vero e proprio comando, più uomini a volto coperto muniti di esplosivo che fanno saltare in aria la cassa automatica per il pagamento del ticket. Da qualche tempo la struttura ospita il distretto sanitario dell'ULSS 2. Immediato l'allarme, sul posto arrivano i carabinieri, ma i delinquenti sono già scappati con la refurtiva. Poco dopo i militari in via Schiavonia Nuova Preganziol trovano una Mazda abbandonata e data alle fiamme. Il mezzo risulta ben presto essere stato rubato qualche giorno prima a un residente della zona. L'ipotesi è che i ladri abbiano usato la Mazda solo per colpire. È un fatto molto increscioso, non è che ci sia da aspettarsi una posizione etica da parte dei ladri, perché i ladri fanno questo mestiere, ma voglio dire, entrare nella sanità pubblica laddove la gente va per necessità, mi sembra che abbiamo superato abbondantemente ogni limite, diciamo così. Netta la condanna anche da parte dell'ULSS 2, che sta gestendo gli spazi del GRIS, con il direttore generale Benazzi che rassicura come da lunedì non ci sarà nessuna ripercussione per l'utenza. Alla fine il bottino è stato esiguo, poche decine di euro, i pagamenti ormai sono digitalizzati, molto più consistenti i danni alla struttura. Intanto le indagini proseguono anche con l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza non solo in prossimità dell'istituto. Probabilmente i ladri sono entrati dalla parte che dà sul fiume Zero.